Salve a tutti, oggi per continuare il lavoro di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e della storia di Sardegna, vi presento due sardi diventati papa, ovvero Ilario e Simaco. Ilario era nato in un luogo sconosciuto della Sardegna nel 449 d.C., era diventato vescovo di Roma e papa e attualmente la Chiesa romana lo onora come santo. Ilario aveva tenuto la carica papale dal 461 al 468 d.C., appunto, ovvero nell'anno della sua morte. La carica e il controllo di Santa Romana Chiesa l'ha avuta esattamente per 6 anni, 3 mesi e 10 giorni. Si dice che Ilario fosse un uomo molto combattivo, tenace e integralista, alla fede di Santa Romana Chiesa, e il suo papato aveva dovuto affrontare diverse avversità contrastanti sia all'interno della Chiesa ma sia all'esterno della Chiesa, ovvero a Roma, a Costantinopoli, nella penisola iberica e nella Gallia. Diciamo che aveva avuto un bel da fare Ilario. Il Papa era morto il 29 di febbraio del 468 d.C. Un altro Papa sardo appartenente alla Santa Romana Chiesa è Simacco. Simacco era nato in una data e in un luogo ignoto, quindi non sappiamo sia il posto di nascita, il luogo di nascita e la data. Era diventato vescovo di Roma e papa e la Chiesa onora Semaco come santo. Allora, Semaco aveva tenuto la carica papale nel 498 e l'aveva conclusa il 514 d.C., ovvero sia l'anno della sua morte. Anch'egli, come Ilario, aveva dovuto patire e gestire le lotte intestine ed esterne alla Santa Romana Chiesa e in particolare aveva dovuto affrontare il problema legato all'ortodossia e alla faccenda gallica. Per quanto riguarda la politica interna, Simaco aveva investito ingenti somme per la costruzione e la conservazione delle strutture ecclesiastiche in Roma, ovvero nella città eterna. Inoltre aveva attuato una politica estera di sostegno ai vescovi cattolici in Africa, i quali erano maltrattati dai vandali ariani. Simaco era morto il 19 luglio del 514 d.C. Ho ritenuto importante ricordare anche questi due papi sardi, spesso dimenticati dalla storia generale e dalla storia anche di Sardegna. Continuiamo il nostro lavoro di valorizzazione, tutela e promozione della lingua e della storia di Sardegna. Spero che sia di vostro interesse anche questo tema. In buon'ora, vi saluto.